che cosa vi lascia alla fine questa esperienza e questo torneo che magari anche da più piccoli avete ammirato e sognato di vincere? Ci siete riusciti oggi? Ma sicuramente molta consapevolezza nei nostri mezzi, perché credo che nessuna squadra veramente ci ha messo veramente in difficoltà, perché comunque attraverso il gruppo e attraverso anche l'aiuto soprattutto del mister si è riusciti a portare questo obiettivo che ci puntavamo molto e ci tenevamo molto. Ecco, nella finale avete un po' temuto dopo la doppia rimonta del Palermo, insomma siete stati sempre comunque una partita in bilico, difficile da leggere. Sì, sotto quell'aspetto dobbiamo migliorare ancora molto, perché comunque siamo un gruppo di ragazzi e quindi a volte non riusciamo bene a gestire la partita. Però sono davvero tanto contento dei miei compagni e soprattutto di noi, da dove siamo partiti e dove siamo comunque diretti. Senti, il mister che cosa vi ha detto? Anche per lui che ha vissuto emozioni straordinarie, insomma è stata una bella soddisfazione. Ma il mister è una persona che non si accontenta mai, c'ha sempre qualcosa da dirci e c'ha sempre qualcosa da migliorarci, però anche lui era molto soddisfatto e molto contento. Fra, questo è un punto d'arrivo, perché tu ricorderai, sei arrivato l'anno scorso, la crescita è incredibile, quasi non sembra nemmeno la stessa squadra ed è merito del mister e anche tanto vostro. Ma sicuramente non è un punto d'arrivo, ma sicuramente un punto di partenza, perché abbiamo tanti obiettivi ancora davanti e tanti traguardi da raggiungere, però pensando all'anno scorso, da dove siamo partiti, abbiamo fatto veramente un grande lavoro tutti insieme. Un pensiero per Clemenza, sicuramente un pezzo di questo torneo va dedicato a lui. Molto, anzi credo proprio soprattutto a lui, perché Luca era veramente un ragazzo speciale che ci ha dato veramente una mano anche nei momenti un po' più difficili.